Due obiettivi contrapposti per Sarricò e Tarros. La squadra di casa deve riscattare la partenza a rilento, mentre il Tarros, già a 7 punti, ha bisogno di vincere per restare tra le grandi. Tutto questo nella quarta giornata di promozione Girone B tra Sarricò e Tarros al Negrotto di Sarricò. Prima opportunità per la squadra ospite. Su un cross dalla tre quarti di Santini prova al volo Coleci, che manca al bersaglio con un tiro che termina alto. Episodio dubbio alla metà della prima frazione, quando Foreri perde palla in posizione pericolosa sotto la pressione di Albanese. Lo stesso Foreri stende poi l'avversario al limite dell'area. Per l'arbitro è solo cartellino giallo. La punizione viene battuta da Sardu, ma ribatte la barriera. Arriva sul pallone Ciccia che prova a concludere, ma il tiro è troppo lento per imperserire Pieri. Reagisce il Tarros. Santini prova un tiro dalla distanza che esce di poco sopra la traversa. Controlla bene il portiere Fuselli. Brivido per il Tarros al 32esimo. Bianchi vede Pieri poco fuori dai pali e da metà campo prova l'Eurogol, ma il pallone non si abbassa abbastanza. Ritornano all'attacco gli ospiti. Marchi, lanciato da Pezzica, prova a incrociare sul lato opposto. Fuselli blocca senza problemi. Ancora Tarros. Sulla punizione battuta dal capitano rossonero Bertolla, Fuselli esce bene con i pugni e allontana il pericolo. Dopo un'azione manovrata del Sarricò, Ciccia serve Sardu fuori area e il numero 10 fa partire il tiro che viene rimpallato però da Foreri. Sulla ribattuta arriva Ronco che prova a battere Pieri, ma ancora una volta la palla finisce alta. Prima azione del secondo tempo. Sul calcio d'angolo battuto da Ciccia, il portiere del Tarros esce male, ma Santini fa buona guardia e mette nuovamente in angolo. Torna in avanti la squadra ospite, con una punizione battuta veloce dal capitano Bertolla. Riceve Marchi, che non riesce a trovare l'angolo giusto per battere Fuselli. Qualche minuto dopo, da una palla recuperata a centrocampo, parte l'incursione di Ginocchio, che supera 3 uomini e conclude verso la porta, ma il tiro non è all'altezza. Proprio Ginocchio, ammonito precedentemente per un tocco di mano, reagisce a un fallo subito nella propria tre quarti e si dirige anzitempo negli spogliatoi, guadagnandosi il secondo giallo che gli costa l'espulsione. Primo spunto del Sarricò in superiorità numerica. Dal limite dell'area, Sardu serve Ciccia, che si divora il gol del potenziale vantaggio con un tiro che non inquadra la porta difesa da Pieri. Anche in 10 uomini il Tarros non molla. Coleci serve in profondità il compagno Marchi, che si trova lanciato a rete. Il portiere Fuselli però compie un miracolo tenendo la partita sullo 0-0. All'inizio del primo minuto di recupero il Tarros rimane addirittura in 9 uomini per l'espulsione del numero 5 Foreri, per questo fallo nella propria metà di campo. Partita dai 1000 capovolgimenti di fronte. Anche in superiorità numerica il Sarricò non riesce ad agguantare i 3 punti. Il Tarros si può tranquillamente accontentare di un pareggio.